La chirurgia spinale approda all'ospedale di Vittorio Veneto, un potenziamento dell'offerta per la quale l'ULSS 2 investirà circa 500.000 euro l'anno. Prima di oggi i pazienti con patologie alla schiena e alla colonna vertebrale dovevano spostarsi a Treviso oppure a Pordenone. Ora saranno gli specialisti ad andare a rotazione verso gli ospedali del Trevigiano, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi, e non i pazienti. Ernia del disco, artrosi lombari sono patologie invalidanti. Possono colpire persone un po' di tutte le età, insomma adulti, questo intendo, però ovviamente nelle persone diciamo oltre i 50 anni incidono più le patologie degenerative, mentre nelle persone più giovani abbiamo anche le patologie dovute alla traumatologia, per cui c'è la possibilità appunto di dare un trattamento e un ottimo servizio all'utenza. A Vittorio Veneto si stima di eseguire circa 200 interventi all'anno. Le operazioni alla schiena verranno eseguite dal dottor Vincenzo Di Stefano, che fa parte dell'equipe di neurochirurgia del Ca' Foncello. Inizio degli interventi il 14 marzo. Questa è un'importante novità perché darà la possibilità ai pazienti della ex azienda numero 7 di potersi fare operare di interventi di chirurgia spinale presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Interventi che riguardano sia problematiche diciamo di tipo traumatologico sia problematiche di tipo cronico-degenerativo che interessano la colonna vertebrale. 8 milioni di euro è la somma che l'ULSS 2 conta di investire per il nosocomio di Vittorio, non solo per la sistemazione di alcuni reparti e del pronto soccorso, ma pure per l'adeguamento dell'ospedale alle norme antisismiche.